Buon pomeriggio amici di Directa Sport, ben ritrovati dallo stadio Nino Manconi di Tempio. Noi qui per raccontarvi Tempio Macomerese, gara che vale per la 12ª giornata del campionato di promozione sarda, che comunque non ha bisogno dell'aiuto dei sanitari, sembra nuovamente pronto a giocare. Gianmalva si sa dar fastidio, il pallone arriva comunque dalle parti di Rocuzzo. Arca sta correndo Mossa, un gran pallone quello di Paolo Arca in area, il numero 9, sinistro di Mossa, ci deve mettere la mano Trini, sempre a costa con le mani. Ferrari prolunga la traiettoria con Vidili che serve Sissé, un po' di spazio per il numero 9 che allarga bene per Foddai, restituisce di prima il pallone a Ferrari, calcia col destro Ferrari, ci mette le mani in carta per evitare il gol dell'1-0. Il portiere della Macomerese alla ricerca di Foddai, colpo di testa che non trova Sissé, allora ancora Tempio con Palmas, altro lungo rilancio per Mossa, duello con Giacchero, prende posizione bene il numero 9 in area, Mossa, il pallone per Sabino, tutto solo Sabino! E fra occhio con Gallo che non riesce a passare, allora Masu, il contrasto con Fois, va via in dribbling il numero 2, poi apre benissimo dalle parti di Palmas, chiede un fuorigioco Caria che non c'è, in area Palmas, destro del numero 11, sempre Matteo Trini, colpo di testa di Mossa, poi Palmas, da Rocuzzo, allarga il pallone il numero 10 per Arca. Bella palla profonda con Palmas che può arrivare su questo servizio, raddoppiato però da Giacchero, la palla passa comunque, Mossa lascia lì, Rocuzzo col sinistro, non riesce però a centrare lo specchio della porta difesa da Trini, se ne è padrone di casa. Arca, errore qua del numero 3, è abbastanza una notizia. Foddai, buono il dribbling su Ted, ancora Foddai che può puntare verso l'area di rigore, poi un servizio sufficiente per Federico Ferrari. E allora dopo 8 minuti del secondo tempo, risultato ancora sullo 0-0. Mette fuori Masu, c'è Vidili che appoggia e sgonfia il pallone per Fois, bravissimo con gli occhi dietro a vedere che non aveva nessun avversario a guadagnare qualche metro. Ferrari sulla sinistra, il numero 10 ancora Ferrari, arriva il cross, è quasi un tiro in porta, Carta senza problemi fa su il pallone, poi si scontra anche con Sissé che era in netto ritardo. Bella apertura di Ted per Rocuzzo che stoppa il pallone e poi riesce anche a portarlo via a Foddai, punta l'area di rigore Rocuzzo, allarga per Arca, non arriva la chiusura di Caria, il cross di Arca, stacca anche Palmas, la palla rimane lì, il direttore di gara dice che c'è fallo in attacco, allora calcio di punizione per la Macomerese. Sempre Arca sul punto di battuta del corner da sinistra, praticamente tutti dentro gli uomini del Tempio, arriva il cross, Gianmalva con la testa, palla che si spegne alta sulla traversa della porta difesa da Matteo Trini. Pinna rimette con le mani, un pallone lunghissimo con Valenti che a contatto con Bassanetti prova a rimettere dentro il pallone per i suoi, alla fine allontana la difesa della Macomerese con Sissé che non riesce a uscire, allora Arca può caricare il sinistro, Arca è un cross per Valenti, colpo di testa! Che parata di Trini, ma era tutto fermo. Mette fuori il pallone Diego Giacchero con la testa ancora Ted e poi il pallone che diventa buono per Ferrari, non serve subito Sissé, addirittura raddoppiato immediatamente, poi Gallo interviene, non c'è fallo, Foddai sceglie di tirare con Carta che di fatto battezza fuori quel pallone. Pallone profondo verso Bulla, è velocissimo, il numero 18 arriva, la parata di Trini. Che occasione qui per il Tempio, il pallone si è frenato di fatto all'interno dell'area di rigore e Bulla non aspettava altro. Va Ted, è un cross e poi Pinna. Che occasione per il Tempio, a 1 centimetro dalla porta colpisce il palo Alessandro Pinna. Il lancio centrale alla ricerca di Bulla, mette giù il pallone Bulla, arriva Latte, Trini tiene lì il pallone, fischia 3 volte il direttore di gara, è finita. Tempio Macomerese può festeggiare la squadra di Scotto, un'impresa semi-eroica quella della seconda in classifica che per un'ora con un uomo in meno resiste al miglior attacco del campionato e porta via un prezioso pareggio che la mantiene
3 punti dalla capolista, occasione sprecata per scappare invece per il Tempio.